Mission sempre più impossible a Vicenza, seminare sicurezza, mancano braccia, mancano divise, c'è carenza di poliziotti. Il capoluogo berico è l'ultimo in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano appena 3, uno andrà alla stradale, 2 entrano in un ascensore e avanza ancora spazio, saliranno ai piani nobili e andranno a presentarsi al questore che per garantire, come è accaduto fino ad oggi, sicurezza e ordine pubblico dovrà fare i salti mortali. 3 soli agenti di rinforzo, una notizia che ha scosso le istituzioni. In Consiglio Comunale questa sera a Palazzo Trissino la questione viene affrontata e commentata con il sindaco di Vicenza che, anche lui, non la prende bene. È un vero e proprio paradosso perché Vicenza meriterebbe di stare in prima fascia, di avere una questura degna della sua provincia, del numero dei suoi abitanti, della complessità del suo territorio e invece non soltanto resta ancora in seconda fascia, ma resta in seconda fascia e viene ulteriormente depotenziata. Chiediamo davvero al governo, è un appello forte quello che facciamo, di assegnare nuovi agenti e di riparare a questo danno che sarebbe gravissimo. È il classico principio del contadino, antico quanto la civiltà: se non si semina, non si raccoglie. Eppure Vicenza oggi non ha molti agenti che possano seminare sicurezza e ordine pubblico. La questura di Vicenza ha un organico di 201 unità, a cui si aggiungono i 45 del commissariato di Bassano, totale 246, che devono seguire una provincia di 860.000 persone e un capoluogo di 110.000 cittadini, per cui c'è un rapporto di un agente ogni 550 abitanti. E se si considera che una ventina di poliziotti andrà in pensione nel 2024, i conti diventano ancora più salati per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Ma il paradosso è che a livello burocratico ci sarebbero addirittura 5 unità in più. Sì, secondo l'ultimo atto organizzativo ci sarebbero 5 unità in più, considerato che loro mettono nel conteggio, nel calderone, anche i dirigenti, il questore, il vicario. Io direi va bene, mandiamo il questore a fare i seggi, a presidiare i seggi, mandiamo il vicario a presidiare i seggi, così almeno recuperiamo un paio di unità.